Mentre la Regione sul fronte del turismo mortifica e penalizza la Sicilia, negando agli operatori di essere presenti alla prestigiosa fiera di Cannes, la CNA regionale esporta il modello esperienziale dell'isola a livello nazionale. Il sigillo verrà posto nelle prossime settimane a Palermo con un evento manifestazione che coinvolgerà anche le istituzioni politiche centrali e territoriali. Ad annunciarlo in un recente incontro a Enna, alla presenza dei vertici regionali Giglione e Battiato, è stato Francesco Di Natale, presidente CNA Turismo e Commercio Sicilia. La Confederazione è decisa a puntare anche su questo nuovo orizzonte. Il CNA deve diventare il collante degli attori che ruotano attorno al turismo e attorno al commercio, ma l'ambizione è quella di creare un marchio che sia, oltre che da collante, ma che esporti tutte le potenzialità che noi abbiamo in CNA per farlo diventare il fulcro attorno al quale ruota lo sviluppo economico del nostro territorio. Oggi il commercio, il turismo si è sviluppato senza una regia. L'ambizione della CNA regionale è quella di fare da regista di questo sviluppo, mettere insieme questo network di uomini e di intelligenze che operano per fare sviluppare sempre più la nostra regione, che ha il patrimonio culturale più importante dell'Italia meridionale, sebbene ha un territorio limitato dal punto di vista dell'estensione. E a rimarcarlo nell'incontro di Enna è stato anche il segretario di CNA Turismo e Commercio Sicilia, Stefano Rizzo. Questo è un segmento importantissimo per lo sviluppo della Sicilia e quindi la CNA ha deciso di attenzionarlo in maniera molto specifica. La mia delega mi è stata data dalla direzione su proposta del segretario, io vengo dai territori e questo è il taglio che la CNA vuole dare a questo tipo di settore, e quindi si occuperà di turismo esperienziale, che è un turismo che guarda in maniera particolare ai territori, al loro sviluppo e alla loro capacità di promuovere se stessi nei confronti del turismo. Ci crediamo molto e siamo convinti che sulla base di questa forma di turismo possa partire una serie proposte di sviluppo che interessi le comunità e i territori siciliani. E la CNA in tema di turismo esperienziale ha deciso di affidare la missione di contagiare la Sicilia al sant'angelese Pierfilippo Spoto, pioniere in questa branca. A lui è stata assegnata la delega regionale. Cammino che è iniziato qualche annetto fa con CNA Agrigento, oggi ultimamente sfocia a livello nazionale, quindi il CNA nazionale sposa in pieno la causa agrigentina, se possiamo dire così, siciliana del turismo esperienziale, e oggi consacra questa idea istituendo proprio una branca del turismo esperienziale in Sicilia. Cosa faremo nei prossimi mesi? Intanto, come d'accordo con la segreteria regionale, l'idea è quella di andare a bussare a tutte quelle entità siciliane che magari ancora oggi non sanno di fare turismo esperienziale ma che già lo fanno, quindi non è assolutamente qualcosa che dobbiamo costruire, dobbiamo semplicemente mettere a regime tante realtà esistenti nel territorio e che dalla messa a regime possono trarre frutto.